Un documentario intregau a sa musica sarda tradizionali, registrazioni e ripresas che contanta una Sardigna de su tempus passau. Andrea Fridolin Benzon, uno studioso lompio e sa Danimarca, da sia fatta a Savini dei anni 50 e a su commenzo dei anni 60. Benzon lompidi in Sardegna vo sa prima volta in su 53, teni di 17 anni, a barra da spantau e su sono erlauneddas dei scantus a curba e der muttettus. Comprendi d'indirettura che questa sprendas toccanta allogadas con una cinepresa e un registradori frima su tempus. Uno trabalho umano che fino a 81 è stato allogato in su museo e su folklore Copenaghen e si stetti Dante Olianas, studioso in musica popolare, ande durravo capiglio. Dante Olianas, a puster de arigastiau dotto su materiali, ha deciso di fare un film curzu e ad intregau sa vaina a sul regista sassaresu Fiori Serra. Bessiu in su 98 su documentario ha vinto su premio su cinema scientifico al su Festival de San Maremma. In irdis passadas esisteti presentau in Aristanis. Sa manifestazione appariciata de sa consulta ai studenti con sa giuria de sa regione, de sa provincia e de sa comune e Aristanis ha fatto accudire in sa città di Eleonora un montone di genti. A Sattoppu fu presente Vinase Adrian Benzon, suvradi de s'antropologo danesu, est un suonatore suburu, espomori sua chi Fridolin Benzon se sta costiau a sa musica. 219 done took my baby away. Took my baby away. A sa festa e Aristanis furono presenti i amigos de Benzon, Giovanni Casu, Pauli, Salvatore Murta Spattata e Salvatore Manca a Gavurru. Il suspuro antistrinau a sa gente presente in Aristanis sonur de Ammaiu. Una bella pensata cussa dei studenti soristanesu su sa festa e sa gita passata gli adesso ribragia a Fridolin Benzon, un uomini che sa Sardegna non sa dai scarescere mai che a suo trabaglio su tenete un importo umano su studio e sa cultura popolare e sa terra nostra. Benzon ser morto a picciocchetto, tenia da 35 anni scetti, ma con su poco tempo su vince scampau e sta rennesciu su proprio a mostrare a tutto il mondo i splendor de sa Sardegna. Cantus Bali doi, una zonata de Ziantoni Lara, chi varisa e fismelis a fatta dai vicioccus e picciocas in tutto il cestar de sa Sardegna, non dava gaddinari, ma grazie a Benzon est in poderi eduttus. In suo documentario si comprende di come fu sa Sardegna in anni 60. Benzon gli ha girato un sa cinepresa in Bideguzzu, Cabras e Ierzu. Sa terra nostra, tanto fu una terra massaius e pastorisi, s'antropologo danesu, ndavodiu dottu, femmina schivainti subani, pastorisan in tre corti, mugliendo scravasa. Benzon, a parte registrazione dei sonadar dei Launeddas, gli ha fatto vinas e gussas dei scantus tradizionalis, intendeus a zia Luigina Boddi. Non c'esti un trabaglio regionali o nazionali che agguali di Cusuvatu e Benzon, ha descritto su critico cinematografico Gianni Olla. Commenti e sussedio possa limba con Wagner, possa musica, esisteti un altro strangio a estrenai a sa Sardegna, un'altra opera in Porto. E adesso ora, chi sardus puru, commenzita a comprendere che sa terra ansoru tenete un'azienda culturale, musicale, storica e ambientali che non tenete invidia e nemmus.
in collaborazione con Assessorato regionale della pubblica istruzione. Anima storra, insero spritto, zimbi da borra, anche se da litos, nomine tristos eroes, primuvo nomine stomos un boe, iscuracchie, bettan saoghe, surtima die, cola di noghe, debbo nudda, ischina porrere, giughe satudda, figlia de morrere, e dilliri 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 dilli, e dilliri dilliri dilliriana. Ma la fortuna ben questa schia non va per una bregadoria, chi lo si stranche de asim pudile e chi li stanche de gusto giannile. Saluto a tutti e beni torrauso a San Regionada, gusta toppu e su sabudu in tregau ai amanti osus de Salim Basarda. Oi eus a questionai de la UNEDAS su strumento plus antico de sa terra nostra, tres cannas, tumbu mancosa e mancosedda, sonus de ammaiu, quindi eniti ed esu, quindi essinti de isperdar de nuragisi. Po questionai la UNEDAS eus cumbidau a Dante Olianas. Beniniu Dante, e beni torrau a San Regionada, non si fa in meta pragera di torrai a cumbidai e gustu a topu e su sabudu, atra portas eus questionau de la UNEDAS, ma oi s'occasioni erde in portu, caduiner dispassadas in Aristanis as presentau su documentario La UNEDAS, sa musica dei Sardusu, un documentario in pissu e su trabaglio de su musicologo danesu Andreas Benzon, che in anni 60 ha registrato i sonadar del maestro de Ganna e ha filmato in una cinepresa di Gudarveccias i sonatori della UNEDAS. Dante, come sta andata prima di tutto questa presentata in Aristanis? Ha ricordato ai ascoltatori che questo documentario ha vinto su premio in su Festival de San Maremma su 98 e si è stato presentato in Danimarca, in Salerno e girando tutto sul mondo. Ma in noi in Sardegna, a posto di essere presentata a Castello, da Portumano fu cos'è Aristanis. Come è stata? Ma è stata a me da bene, che si poteva vettare in Aristanis, invece come te pubblico, de gente, invece fu premio, quindi lui da me la gente strantagia pure, quindi è stato un risultato ottimo. E poi fu premio sa presente sul Consiglio Comunale, noi abbiamo fatto a Mingiano questa discussione su questa cultura della provincia di Oristanese in sa ricerca del benzo. Dopo che tutto questo è stato fatto grazie all'interesse di Pupa Tarantini, che è stata maestra che è referente per la consulta degli studenti di Oristanese. Consulta giovane, naturalmente essendo dei spicciocchetti, ma che già ottenendo un bel risultato non fatto in provincia ma a livello nazionale pure come il risultato del lavoro fatto. E quindi questo questo un pari e sul lavoro del Benzon, naturalmente questa associazione si scandola che ha fatto il suo lavoro, impari a questo spicciochetto che anche traballavo, io può fare arrennescere questa manifestazione ma è andata abbastanza bene. E poi sul risultato più importante è che in questa maniera si arriva direttamente ai giovani, che è questa cosa più importante. Prima di questionare su trabaglio della UNEDAS, sa musica e Sardusu, spiegau su Dante ai ascoltatori e chi ne vuti Andreas Benzon, che a me non lo conoscinti, e poi esti aici importanti su trabaglio che ha fatto questo studioso della Danimarca in pissu e sa cultura popolare sarda. In pressi, Podunai, Benzon fu di figlio di una famiglia di compositori di musica classica e di magistrauso. E già a Piccioccheddu fu di questo che si nata in francese, un fan prodigio, perché ha saltato classi di scuola, perché non ci fu bisogno di fare, sono domandata in Nantes. A 17 anni, sa mamma può, come premio questo diploma, di avere in Sardegna a fare una gita a Roma, che sa mamma via sa guida turistica. E io da Roma si deve andare e probabilmente grazie a Sughinarda Nicolino Micheleddu de Martisi, io tenia da questo indirizzo di Nicolino Micheleddu de Martisi, scappa a mamma a Roma e die da Martisi e con isso comincia a girare e a conoscere Sardegna. Naturalmente in Uragesi, Domo de Iasa, eccetera, Festas, e poi
È probabile che in una di questa festa da pagare a Gattau a Felicino B, su suonatore Launeddes, che viveva in Santa Giusta, vide Buzzese, ma viveva in Santa Giusta. E tanto su, quando è tornato Musu a sua famiglia, a 17 anni, su a Pagattau su scopo della sua vita. E praticamente fu di questa storia dei Launeddes, ma della cultura sarda in generale. E cioè, in cui su ha di praticamente si è iscritto in antropologia a Copenaghen e fu diventato 2 fetti scienze di antropologia all'università e poi con suo scopo di andare a fare ricerca in Tibet e partì a provare sul metodo di ricerca in Sardegna e però in Sardegna già varrà da 35 anni quando è morto. E oggi potete comprendere di quale importo è su trabalho fatto da Andreas Benzon in Sardegna. Ha descritto Gianni Olla, non c'è un trabalho regionale o nazionale che uguali di questo fatto da Benzon. Lo comprendevo su moi che è una cosa di importo umano, ma forse in suo tempo benitori ad essere ancora di più un porto. Sì, sul traballo, stiamo questionando sul film di Benzon. Sul film di Benzon che è sul traballo più pago importante di Benzon. Cioè talmente pago importante che se non riesce manco catalogato. Cioè quindi se usa ancora, Benzon è ancora connoto per il traballo che ha fatto. Poi quando ha cominciato a essere sul libro, in registrazioni, i materiali da souvenule, tanto adesso tutto un altro conto. Cioè veramente quando cominciamo a comprendere. E quando si comincia ad uscire pure o a patente questa possibilità di, dato che sa famiglia mi ha ceduto il diritto di materiale suso, quando si riesce a pubblicare il literature che si scrive da Concirese, con Aristide Murru, con Pietro Sasso, con 2 ore di gente che collaborano con su noi, tanto comprendevo e tavusa Sardegna faccia su 50 su 60, comprendevo pure quanto sia da un'intenzione politica che è stata barrata e sta barrendo ancora a me, un'intenzione politica ben precisa di bloccare e lasciare morire proprio sistematicamente tutta la cultura sarda. E io su questo dia comprendo a 18 anni, io ho lottato meda contro questa cosa, e però a un certo punto si è staccato e i materiali, e il suo metodo di ricerca, e tutta questa energia, e sui nai, può seguire a solo, lasciando perdere strutture che in noi in Sardegna ci canta di bloccare. Merito umano a Benzon per tutte le registrazioni che ha fatto in anni 50 e 60 e merito umano a tu pure che questa registrazione si è andata stornata da poco a piglio. Ma tu in sa presentata sul documentario arnavo una cosa, devo andare in Danimarca per ascoltare la registrazione di Benzon, ma poi comprendo che in parlare di questa registrazione devo dare pure. Vuoi scontare? Sì, si può contare. Cioè, ti devo una cosa che ha tutto questo conto è cominciato, sì, che andavo più sul libro di Benzon, che avevo 76, e dato che avevo studiato un lingua, se conoscevo l'inglese, poi comprendo di trattare, e poi mi che fui cercando di comprendere sa terra mia, sa cultura mia, nonostante avessi in università, però si negata, e negata ancora sa cultura nostra. E quando ho letto sul libro Benzon, mi donavo praticamente una specie di sconcoada, non c'è un'altra storia. Maria Giacobbe mi convida ad andare in Danimarca a preguntare borse studio, ad andare in Danimarca a cercare questi materiali, e quando si andò a fui ascoltando tutte le registrazioni che ha fatto, e in noi ho dovuto la registrazione di Luigi Bordi, di questa femmina de Gravasa, Scaniglio, di Allumingio, e io subivia da canto questa femmina, poi che si applicava a Posento, a Pesone, poi quando andavo a registrare, si veia da troppa di Viciocchetti, ho cominciato a scrigliare, e io non potevo registrare nulla. Quindi si applicava questo a Pesone, in domo del Luigi Scaniglio, e naturalmente da filmata, c'è da zendo. Mentre quando io registravo la UNEDA coprì tutta la gamma dei sons e in questa registrazione non si intende se ce n'è presa, registrando sia Luigi Bordi, invece, dovuti spausa dei mutettos, ed è appunto questo suono di cinepresa, di macchina. Essendo fatto un su 62, questa registrazione, 62 cinepresa in craba fu in Tavagos. Tanto su me veniva questa curiosità, ho cominciato a cercare, ho pagato questa scheda della registrazione, della cantata, e narrata che questa cantata fu stata registrata. E quindi io ho cominciato, detto si narrava questo su delle università di Nava Castella, che ci deve anche filmare. E su nonna, perché Benzon fu da dice preciso che ha catalogato tutto, ed effettivamente ogni registrazione di Benzon, ma che sia ragionata su bar di Bidebuzzu,
Isso dade catalogada, a storia fu fatta, canto ianta buffau sa gente, canto gente duia. Un trabalho scientifico. Beh, pur tenendo 18-19 anni. Questa cosa del suo filmao invece, adesso non dia, come ti dicevo prima, non dia catalogato, forse perché non usciva da ora 35 anni. E tanto dopo preguntare su per me, su de forrogai in questa filmoteca che due denti, questo archivio dei film, di materiali da ogni parte sul mondo. E finché da quando con l'aiuto di questo danese che era ballata mia, e che mo grazie a Dio, grazie alla conoscenza della UNEDAS e di Benson, e sul produttore praticamente del suo film dell'Ars von Trier che ha vinto sul Festival de Cannes Satradia, no? Ole Sonde. Comunque, con Ole Sonde io ho gattato queste pellicole di Benson. La ho posta in Samoviola della università e scambia anche cominciare a tremi. Non ho detto mai la possibilità di conoscere Santo Illara, pur essendo bio quando mi sono interessato. Su Dubiri, narammi. Ti olia naia su regista Angelino Garedda che non si può di mandare immagini di questo documentario e ci da po' di questione in pisso di questa Sì, questa per esempio funti maschera del Sovrannovalle de Ottana e maschera che su già comprato e funta allogata sul Museo di Danimarca, tra l'altro. Chi doveva castia bene, funti maschera che mo in Ottana non si va in Tibruso, funti maschera vecchias. E vabbè, questa funti fotografia che ha fatto sul 1955. Quando io da Gattau in Ottana, io da Gattau a Fiorenzo Serra, si punta doppia su lì. Questo è Giorni Durlai con Succao, questo è Luigi Bordi, Saubida di Santo Illara. Tutte fotografie che nos mostrano e commenti TV di Sardegna negli anni 50 e negli anni 60. Questo è su Mendoza, cioè qui non si arriva, gente di Buzzo. E questo è Andrea Benson che registrando con il suo registratore della manovella, registrando a Santo Illara. E questo è Santo Illara, che sono da Irlaunedas. Potevo scurtai a Santo Illara, proprio un roghedo. Sono a Maio, Dante, esiste una registrazione di Antoni Lara con Efisium Melis, una registrazione che è stata pubblicata in un CD, ma a Bira Antoni Lara, sonendo, è una cosa di spanto. Sì. Questa è, a parere mio, una prenda di azienda culturali de Saderra Nostra, una cosa vero di spanto. Tu stai la prima importanza, secondo su che noi già ne ho lavoro, ma a parte questa qualità della fotografia, delle riprese, questa scientificità che sudenia da poter capire cosa più importante che non tenia di nada di comprare pellicola, no? La cosa importante di noi, e in questi anni, manco i francesi, che sono stati sempre più attenti, anti filmare, anti spendere di noi per comprare pellicola, poi filmare i suonatori di musica popolare. Quindi Benson praticamente ha saltato, in Guibura ha saltato tutto il tempo, cioè immagini in Europa di musica popolare cominciano a arrivare puste dopo su 70, 80, però in su 60 non ci ha pensato. Quindi questo documentario ha un valore, ma non per Sardegna, per Italia, ma per l'estero, perché non abbiamo mai filmato queste cose. È un importo umano, tieni di questa ripresa di Benson, non effettivamente comprendere la cultura popolare dando in Sardegna, ma viene fino a se può comprendere e i tavù di Sardegna dando. C'è un altro rogo del suo documentario, nos mostra da Iscoilisi, Susartu, di Irbidar de Sardegna, da Seuso biendo in questa immagine. Questo è su Zonadori de Launedas, su Bronzetto, che è una testimonia che va a comprendere che su Zono e Launedas su strumento del Launedas è uno strumento che non è proprio da esperta del Nuragis. Su Zono da esperta fitas. Questo nuragio che io mo a proposito, è Benson a filmare apposta, è un nuragio esodi in Saia de Murera, e gusta è sto guire che è sempre in questa zona in Saia de Murera. Io sa filmato, Benson ha filmato questo nuragio scetti, puro essendo biomeda nuragio, sì. Poi praticamente è l'unico nuragio vrasso in Sardegna, cioè io su questo davvero filmare, sicuramente voi taga
di interessare sul rapporto che sardo tenuto con la cultura nostra. Cioè, non devo comprendere i suoi valori, di più passare ai Mussolini, di sciù c'è un urage che dovrà fare in a perdere tutto. E ci varia più bello. Ho visto uno Goili. Questa cosa tocca da Dunai, non è scambiata a me, dai, che ai scoili quasi tutti ancora ai pastori si muglienti che una mungitrice moderna, sa muglienti a mano e forse è meglio su. Ma non si va a intendere su caso, vero? Non si va a intendere su caso. Sa c'è non si permette di intendere su caso, che non le usa a mano. Dunque, Ardante, questa registrazione di Benson fu una registrazione fatta massimamente in Ierzu, in Cabras e in Bidepuzzu, 3 vidas segnalate su sono dei Launedas. Benson non ha fatto vette registrazione di suonatori della Launedas, ma di registrare fino a cantadoras a Muttettu, ha registrato ballo sardus. Dunque, tutta la cultura popolare non si sfrimmau a Irlaunedas. C'è su terzo rogo di questo documentario e potete ascoltare i moi zia Luigina Boddi che canta da ed è fatto una sonata e il ballo su questo rogo del suo documentario. Questo è su sono che si intende da tutta, su sono se ce ne è preso. Questo invece? Questo è Giovanni Dullai, fendo sa gricca, possa avere Sant'Antonio, cioè cercando su Inai, e si via da qui in Launedas e con due dracca, che è sto a barca, voi questa non è in pizzo del suo motocarro dei sciacco. L'unico motore che si vede sul film con Susanno. Erguetto del veste. Ecco, questo è Stiziantoni Lara, chi suona in una brassa de? In sa brassa de Bidepuzzu de fronte a Sagresia. Per esempio, su un prude di questo materiale, funti, questo che si chiama in inglese fiction, cioè isso apposta a Stiziantoni Lara, e questo ballatore a vaddai in sa brassa o a dicono lui a festa. Cioè, io ha fatto recitare, Antonio Lara ha fatto recitare dei Masai o dovendo con i boys, ha fatto recitare venendo su Sabatteri, ha fatto recitare suonando in Sabrazza de Bidepuzzu o dicono lui a festa. Poi Tagaisu teniamo un grande interesse sul ballo de Bidepuzzu e proprio questa immagine che stiamo noi. È esempio di come tenere per essere filmato su ballo sardo. In nulla si canta dei costati suonatori, i ballatori e dei affacci. Però deve essere fatto tra ballo con 2 telecamere, anziché una scelta. Cosa che si perde e noi purtroppo praticamente teniamo pochissimi baldatori che si pianta conosce tutta questa complessità. E uno dei baldatori fu di un altro suonatore de Launedas ha connotto Podernà in tutto il mondo, zia Aurelio Borco de Bidepuzzu. Zia Aurelio Borco che moi teniti 86 anni, insomma, esti suonatori proprio e su bronzetto. Sul bronzetto vivente. Dante, questo trabalho che hai fatto, trabalho torrausannai, un trabalho di importo, devi comprendere forse in suo tempo benidori, canto importo tenidi, su trabalho a Benzone e su trabalho in Pissu e su trabalho di questo studioso della Danimarca. Tu stai trabagliando da quando fu spiccioccheddo, possa difesa della cultura popolare sarda e massimamente possa cultura de Susono e della Launedas. Has fatto una scuola in Quartu, has scritto articoli, has fatto pubblicazioni. Hai tapuntu esti questo strumento? Poteva urnaiga su chi si riscata in su tempo passato in moi non si risca a Pruso, i suonatori della Launedas funti a Pruso, poi in Sardegna e poteva urnaiga questo strumento in moi sardo, dante comprendio, esti uno segnale di identità di un popolo. No, sicuramente, devo cominciare a interessare proprio grazie al suo libro Benzone su 76 e in quest'epoca ci affetti 2 o 3 spicciocchetti che si interessano alla Launedas, furono franco mesi, de duiri,
Orlando Magia e Franchicello Magia de Bidevuzzi, Vudicente con Aurelio e Cesare Cartanuoro, cioè proprio a livello dei giovani non c'è nulla. Rispetto a tanto su questa situazione, io potevo cacciare un 100-150 scienti della UNEDES, no? Chi gente che si sta appassionata e chi non si può studiare la UNEDES con una proprio da sport in suo corpo, che noi, o traballa e cimacco, che non da affrontiamo. Su chi manca ancora è la possibilità per questa gente di studiare in due scuole, in due accademie, a suo contatto con i maestri e con tutti gli strumenti che si reventi, registrazioni, testi, conoscere la musica e essere seguiti. Questa cosa vive ancora a livello del gruppo folcloristico, cioè vuoi che della UNED, tanto è sudurista o addirittura su sardo puro o non ti comprendi più, che uno sono bene o chi sono in mare non si accattaniamo. E purtroppo stiamo vivendo questa cosa, cioè noi stiamo vivendo noi. Qui sardo è tutto questo atteggiamento che ho tento questi turisti a 30 anni fa, cioè uno è scemo, non comprende, questo turista di lavoro non comprende nulla, no? E tenevo questo rapporto qui sardo pure questa che sardo non comprende nulla della UNED, su che pensa sa gente. Invece si tocca a torrai, a ponni, a girai, registrazioni buone, a comprendere che all'est questa cosa di qualità, questa cosa scadenti, a fare questo che si nada in termini di etnomusicologia, sa conoscenza popolare preventiva. Poi o tempo sono tanta brusa, CF e Ziantoi, che non sono doreddo, che non sono poi questa gente comprendia questa qualità di CF e Ziantoi. No? Poi che sono uno bravo o uno scadente non si accattaniamo, non reuso in su più questa gente non si accattaniamo. Quindi magari questa cosa urgente che tocca da fare è questo deve ormai spicciocchiare. Non hai questa possibilità da questa gente di imparare. Devo da questo l'ho provato dai 80 quando cominciavo a scuola in su 78 in Scrocca di cominciare a essere morto con Dionigi Burranca, però vacanze risorse, da più oppone su una dessa benzina può andare in dedicarsi di Dionigi Burro, comprende? Cioè, e mai è sta arrivato nessuno, non c'è stati a lei ancora in Sardegna della regione sarda, che permetta da devagare, de fundare a scuola vera, commenti da dentro in ogni parte sul mondo. Dopo mi capitai di girare in luoghi più poveri del mondo, su Mali, in Africa, ed udente l'Accademia delle Arti e Tradizioni Popolari. E noi in Sardegna questo non si può fare. E questa è una cosa, una decisione politica seria. Perché noi un vesteuso pensa 14 miliardi e mese a anno può importare i suonatori di musica classica e non tenevo 100 milioni per finanziare la scuola della UNEDES. Questa è la realtà di Sarda. Cioè, chi uno si pensava, commenti tocca da fare sparare, po' assurdo, commenti tocca organizzare, poi fai sparare, poi fai morire la musica sarda, Dante organizzava perfettamente. Cioè, importando musica devora, bombardando questa Sardegna con cultura devora, che manda bene fino a un certo punto, e che insegnare a questa gente la possibilità di imparare qualcosa. Questa è la realtà. Ma manca incisione da tutto questo su Istrobus, e la UNEDAS sartanta ir là canar de Sardegna in Cilon, Pintini, Satus continenti. Questo sono de a maio esti stetio presentau in America, in tutta Europa, e sonatori irmannus de jazz puro anti-sperimentau, sono il launedas in commenti Ornette Coleman, che non mi ricordo eni. Ma anche ci sia stato tutto questo su Istrobo, su sono e sta bello che non teneti forse si manca bisogno. Sì, però canto poi ti poterai. Sa gente oggi sta andando in antesi a spesa sua. Tu dica per esempio un suonatore come Franco Mellis e Orlando Magia. Franco Mellis vuole imparare a suonare la UNEDAS a viaggiare da Motorino dei Duiri a Bidebuzzi a Dome Zia Aurelio. Capo di Scienze Zia Aurelio. Capo di Scienze Zia Aurelio. A traballare con Zia Aurelio un bingia o in sorto, marrendo, a Meria quando fare via da scuola e dove pagare pure a Zia Aurelio. Cioè, uno che si vuole studiare il violino si iscrive sul conservatorio di Castello e tiene viaggio pagato tra magari è già in noi, tiene il maestro pagato, tiene strumenti, tiene tutte le agevolazioni e tiene sul locale a cantandare. Cioè, c'è la discriminazione da manna tra la cultura sarda e la cultura di importazione. Quindi, sa di che io so donai ai sardo che vogliono imparare questa musica sarda e questa cultura sarda, in mattesi opportunità che deve uno che vuole imparare questa cultura devora, tanto può dire una che si comincia a entrare in un mondo civile. Potremmo essere ancora voras. E questo su Istrobus non ci punti tipo la UNEDAS, proprio cosa succede tipo su canto a tenore, poi su canto degli improvvisatori,
ed è di ora che i studiosi domandano una scuola di poesia improvvisata, mancai in cui su chi bali questi suggetti naturali, Sì. ma certo che ogni scuola ha da servire a logare questa azienda manna della cultura popolare. Dante, ti faccio un'ultima domanda. Questo trabalho che hai fatto tu, su trabalho che ha fatto Benzon prima, serve può mostrare che questa è una cosa importante della Sardegna e questa cosa toccata allogata. E ti aspetto te questo tempo benitorio. Ma devo dire che noi ci siamo fondata l'associazione pure vetti per pubblicare le cose del Benzon. Cioè, devo tenere altre cose va in sa vita, no? Quindi posso andare a mi spaziare pure con un'orta. E poi ti dico, questa verità che siamo praticamente 20 anni e ancora non si riesce a pubblicare sul libro Benzon, che è una cosa fondamentale, perché io ho imparare la musica sarda. Tocca da che ti muova, spero. Ma devo siamo venuti, però che vessi a ricco, come te un'assis, mi è già pubblicato con tu mio. Sicuramente non tengo di nai, a chi non vuole fare circolare questa cultura sarda, approfitta di questa cosa, poi che scambia. Però, finché da quando a pattenni savrozza di andare in avanti, si da perseguire sempre. E comunque pare che cosa si sta cambiando, e finché in regione c'è un atteggiamento diverso da parte dell'assessore unita e di altri amministratori che assumono anche ascoltare vaghetto con questa speranza di pubblicare queste cose. E tengo a detto che avrà pago appunto bessi sul libro, bessi in tutte le altre registrazioni e bessi poi da tutti gli altri materiali che è questo che Benzon ha fatto nulla, di su quale non questionavo, ma Benzon, questo ricerca su quella moneta fu la prima parte, fu ancora più che quando voi cominciate a portare stoffa dei ricercatori, si trasferì a nulla ed ingura tutto un altro materiale che già è dentro, già è da Podorra in Sardegna, che fu una registrazione del conto di Vorredda, del conto su de gente che conta da sonno su pastori, eccetera. Questo riguarda questo aspetto di nulla e dà ancora misura di materiale. Bene, Dante, ti ringrazio di essere tornato con noi a Sanregionata e ti faccio una buona ora commentinante in locutoro, perché questo libro è stata, poi questo libro ad essere un'altra istrina ai sardus e alla cultura popolare sarda. Grazie Dante e in buona ora a tutti gli ascoltatori. In collaborazione con Assessorato regionale della pubblica istruzione. Anima storra, insero scritto, zimbi da borra, anche se da litos, nomine tristos eroes, primo vu nomine scomos un boe, iscuracchie, bettan saoghe, ultima die, cola di noghe, debbo nunudda, ischina porrere, giughe satudda.